Sono diverse le posizioni delle associazioni di categoria sull'introduzione del Green Pass per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. In attesa del testo definitivo c'è chi appoggia il provvedimento e chi lo critica. L'Ascom, ad esempio, è pronto a collaborare. I suoi soci chiederanno ai clienti pass e documento di identità. Il Green Pass, se adottato in maniera intelligente, riesce a dare un risultato. Dobbiamo sconfiggere questo virus, dobbiamo vaccinarci, c'è poco da fare. APPE, l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova, invece ha una posizione estremamente critica. Troppe responsabilità per i gestori e regole spesso semplicemente impossibili da applicare. Per le attività come le pizzerie, i bar, le pasticcerie, le gelaterie, ecco, in questi casi la verifica è di fatto impossibile, perché il cliente arriva, entra, ordina al banco, ad esempio un caffè o una brioche, poi per qualsiasi motivo prende la tazzina di caffè e se la porta al tavolo. Ecco, in quel momento il gestore dovrebbe fermare il cliente e chiedere esibizione di Green Pass e documento di identità. Anche Ascom, a onor del vero, è preoccupata del ruolo che dovrebbe avere il commerciante nel richiedere il Green Pass. Non può essere che devi costringere il titolare del locale a fare anche il poliziotto di sorveglianza. Questo è una cosa che ci lascia un po' così, perché anche uno si può anche rifiutare di dartelo. Se il governo approverà la regola, però, non ci saranno molti spazi di manovra. Le leggi vanno rispettate, quindi il prefetto non può dire nulla. Se interviene un decreto legge, quindi il prefetto è tenuto a far rispettare le leggi. Sono disposizioni normative, quindi noi cercheremo chiaramente di affrontare l'argomento nei tavoli opportuni, ma le leggi vanno rispettate. L'APE preannuncia azioni di protesta anche eclatanti, con mobilitazione di piazza, e parallelamente sta consultando i propri avvocati per eventuali azioni legali. Con una serie di azioni eclatanti, azioni anche di piazza che portino, all'attenzione di opinione pubblica e istituzioni le difficoltà che hanno gli operatori. L'APPE chiede di modificare il decreto e che siano i clienti responsabili in caso di mancata esibizione del pass. I gestori li segnaleranno alle autorità e se le forze dell'ordine fanno un controllo, sanzioni solo per il cliente inadempiente.